Nome? Simona. Monica. Quanti anni hai? Oltre 40. Devo proprio dirlo, 42, quasi 43. Ruolo all'interno di Friuli Doc. Referente? Referente. Difficile descrivere il ruolo di chi firma. Il libro più bello che hai letto? L'ultimo, I cacciatori di aquiloni. Ah, decisamente una new entry. Marco Travaglio, se li conosci, li eviti. Il tuo colore preferito? Nero. Turchese. Il tuo genere musicale preferito? Rock, comunque adoro Giovanotti. Direi il pop. Un aggettivo per Simona. Simpatica. Simona. Super. Un aggettivo per Monica. Dolce. Super. Quante volte vi sentite al giorno? Dipende. Certe giornate proprio non ci vediamo, e in altre molto spesso. Tante, anzi, tantissime. Chi tra voi due è più sportiva? Lei. Io. Festaiola? Io. Ah, festaiola, lei, Simona. Modaiola? Ce la giochiamo. Modaiola, entrambe. Precisa? Penso lei. Per certi versi lei, per certi versi io. Indaffarata? In questo momento io. Indaffarata, assolutamente entrambe. Un aggettivo per descrivere il tuo lavoro. Divertente, impegnativo. Il mio lavoro è, direi, elettrizzante. L'espressione che usi più spesso. Quindi Porca miseria. La risposta più cattiva che hai dovuto dare. non ho soldi, non ho mai soldi. Mai più. La risposta più cattiva che ti hanno dato. Mai più. No. In genere. Qual è il tuo rapporto con la tecnologia? Medio. Potrei definirlo uno spettacolo. Dici che significato hanno queste parole. Email. È una lettera che si manda col computer. Ah, email è facile, il tormento quotidiano. Webcam. È una telecamera sul computer. L'occhio che mi sta guardando in questo momento. USB. È un modo di collegare vari apparecchi al computer. Deve avere a che fare con internet, sì, ma passiamo alla domanda successiva. Wireless. È un tipo di collegamento senza fili. Wireless, ragionando, less, senza filo? Senza filo. Browser. È un programma per navigare in internet. Browser, questa lo so, ti permette di navigare su internet, quindi è un sistema di navigazione. Bluetooth. È un tipo di collegamento tra cellulari o computer senza fili. Ah, Bluetooth è una novità che mi ha insegnato Simona. Secondo te chi ha risposto meglio? Simona. Lei. Cos'è per te Friuli Doc? È il mio lavoro. Friuli Doc è una scommessa che si rinnova ogni anno. Convincici a venire. Beh, Friuli Doc è divertente, è allegro, è un appuntamento molto goloso ed è ricchissimo, per cui ce n'è per tutti i gusti, veramente. Quindi venite. Non potete mancare. Ci vediamo a settembre allora. Assolutamente sì. Ciao. Sì, ciao.